Amici di 131.com, buona giornata, ma soprattutto buona domenica con la D maiuscola, come piace a noi, perché siamo qua al comunale di Villa Massargia, dove finalmente dopo tanti rinvii per causa Covid, con una serie di ferma, finalmente riusciamo a guardare dal vivo una partita delle squadre sarde. Nello specifico giocherà il Carbonia contro il Gladiator, che ha avuto alcuni problemi con l'amministrazione comunale per quanto riguarda l'utilizzo dello Zoboli, e in settimana si è trasferita appunto qua a pochi chilometri da casa al comunale di Villa Massargia, dove oggi affronterà la squadra campana del Gladiator nel recupero della giornata appunto saltata proprio per le positività riscontrate nella squadra allenata da Sant'Anastaso. Ma vado immediatamente a leggervi quelle che sono le formazioni che ci sono appena arrivate appunto dai due allenatori. Parto dagli ospiti che scelgono Fusco in porta, Fazi, Siciliano, Vitiello, Marauci, Sal, Falco, Coppola, Del Sorbo, Di Finizio, Marzano, con il tridente appunto offensivo che ha messo in grande difficoltà l'Arzachena, lo ricorderete nell'altro recupero che aveva già caratterizzato la squadra di Santa Maria Capua Vetere. In maniera particolare sarà da stare attenti al 2001 Falco, uno comunque dei fuoriquota più interessanti del girone G della Serie D, un 2001 esterno offensivo molto mobile che può far male e pungere le difese anche delle squadre sarde. Ma andiamo a leggere invece quelle che sono le scelte di mister Mariotti, delle scelte particolari, condizionate anche da alcune assenze in casa appunto dei Minerari. In maniera particolare appunto si sceglie di riportare Piredda in quello che è il suo ruolo naturale, ovvero quello di trequartista dietro le punte, ma soprattutto Mariotti che decide di giocare con il doppio attaccante, perché oggi il Carbonia giocherà con Odianose e Giuci. Ma andiamo a leggere tutti gli 11. Ovviamente in porta Werder Carboni, poi Russu, Serra, Giucci, Piredda, Stivaletta, Salvaterra, Mastino, Isaia, anche per lui un esordio da titolare in questo campionato, giocherà da regista. Quindi queste le scelte di mister Mariotti, un Carbonia che assolutamente cercherà i 3 punti per dare continuità a quello che è stato un ottimo inizio di campionato, che potrebbe anche lanciarla nelle posizioni nobili della classifica del girone D, ma io direi di andare direttamente ad ascoltare quelle che sono le parole di mister Marco Mariotti, che hanno presentato quella che è la sfida che oggi caratterizza l'unica sarda del girone G. Mister Mariotti, finalmente si torna a giocare in una Serie D che ancora ha diversi problemi. Come arriva questo Carbone alla parità col Gladiator? Bene, dai, non vediamo l'ora di fare una partita, bene sotto il punto di vista mentale, che noi ci dobbiamo divertire, dobbiamo giocare, che è il nostro mestiere. Per quanto riguarda il resto, niente, veniamo da una settimana un po' travagliata per il fatto del campo, ma è da qualche assenza tipo Bagaglini e Frederick dell'ultima ora, che hanno avuto risentimento muscolare all'ultimo allenamento e non saranno da partita. In più abbiamo Cappai ancora fermo ai box e Palombi squalificato, però io sono convinto che chi giocherà farà una buona gara. Ecco, ha parlato un po' lei del campo, si vede anche alle sue spalle al comunale di Villa Massargia. Che situazione è questa per la squadra? No, è sempre un dispiacere perché vorremmo giocare a casa nostra. Però qui ci stiamo bene, ci hanno accolto bene, ci hanno messo a disposizione un buon campo e si sono messi tutti a disposizione, perciò ci dispiace perché noi avremmo voluto fare la nostra partita nella nostra città, però speriamo che sia possibile la prossima partita in casa. Ecco, in chiusura, prima di lasciarla al riscaldamento prepartita, la Serie D affronta un momento complicato, ne ha parlato anche lei sui suoi social in settimana. Qual è la soluzione secondo Mariotti per provare ad andare avanti in tranquillità? Niente, fare a cambiare il protocollo, che fare un minimo, se una squadra ha 5 positivi può scendere in campo lo stesso, se no poi è inutile fare rose di 23-24 giocatori, insomma, ecco, fare un protocollo un po' più sicuro, accettarsi delle positività, ci vorrebbe poco, solo un pochettino di buona volontà da tutti per portare a termine un campionato difficoltoso, ma sicuramente molto molto importante per il movimento. Ecco, queste quindi le parole di mister Mariotti a pochi minuti dall'inizio della gara, circa mezz'oretta manca al fischio d'inizio qui al comunale di Villa Massargia. Un Mariotti che non si è nascosto, ha detto della voglia dei suoi di continuare a far bene in questo campionato nonostante i problemi legati al Covid, e un Mariotti che ha detto la sua anche su quello che è il punto sul cambio di protocollo per riuscire a mandare avanti in serenità la quarta serie. Ma non c'è solo la Serie D oggi per quanto riguarda le sarde, perché c'è un appuntamento importante per l'Olbia
in Lega Pro dopo la batosta, la sconfitta veramente pesante contro la Pergoletese in casa mercoledì nel recupero per 4-1. Max Canzi e i suoi sono chiamati a una prova d'orgoglio, soprattutto per non mettere in difficoltà quella che è appunto la classifica dei bianchi, e andrei a parlarne con il nostro Claudio Inconis, che è lì collegato con noi da Pistoia e racconterà per noi la gara. Ciao Claudio. Ciao Roberto, buongiorno, buona domenica Claudio, a te e a non tutti ti gli amici di sento. 130. Mi senti? Roberto? Claudio? Mi senti? Mi senti? Non sento. Non mi senti? Claudio, io non ti sento, però vengo a chiederti immediatamente qual è secondo te il punto di vista su questa partita dell'Olbia e quanto si giocherà sia Canzi, ma in maniera particolare secondo me alcuni giocatori, no? Che sono stati messi in discussione anche dal presidente Marino dopo la sconfitta con la Percoletese. Penso per esempio ai giovani in arrivo dal Cagliari, ma anche a Udò, a qualcuno dei giocatori arrivati quest'estate e considerati forse in maniera un po' diversa, specie in avanti. Assolutamente tantissimo, più di Canzi i giocatori secondo me, e più dei giocatori delle giovanili del Cagliari, con cui c'è un rapporto di fiducia appunto fra le due società, per cui penso che la collaborazione andrà avanti a priori. Secondo me rischiano proprio i giocatori, tu hai nominato Udò, uno di quelli, su cui la società gallurese ha investito in prima persona, quindi penso che siano loro i primi a dover dimostrare qualcosa a partire da oggi. Mi auguro che mi sentiate in compenso. Sì, ora ti sento assolutamente sì. Abbiamo risolto tutto qui al Comune di Villa Massargia. Abbiamo i potenti mezzi di 131, lo sai, riusciamo sempre a risolvere ogni minimo problema. Assolutamente sì, come dicevi tu, un'Olbia chiamata a un pronto riscatto, no? Tu hai seguito molto l'Olbia per noi in questo inizio di stagione. A parte la gara magari giocata al Nespoli, che è stata davvero un passo falso assoluto, quella contro la Pergoletese, hai visto un'Olbia un po' in crescita che secondo te con un moto di orgoglio può riuscire davvero, trovando magari veramente i primi 3 punti di questo campionato, ad uscire da questa crisi iniziale? Allora, guarda, io ero molto fiducioso in realtà, prima di vedere il 4-1 con la Pergolettese, ero molto fiducioso che l'Olbia si stesse per sbloccare. La batosta sicuramente ha fatto male, sicuramente può aver provocato dei danni all'interno del gruppo, che secondo me stava lavorando per una giusta direzione, costruiva, giocava, ultimamente stava riuscendo anche ad avere una certa solidità difensiva, quindi non c'erano secondo me le avvisaglie di un crollo di questo tipo. La partita di oggi è campale. Adesso, per quanto siamo a novembre, sia la nona di campionato, la partita di oggi mi sembra abbastanza fondamentale, perché anche la Pistoiese sta vivendo una stagione per il momento con molti bassi e pochi alti, e quindi l'Olbia oggi deve provare un po' il tutto per tutto per iniziare a mettere 3 punti nel carniere. Vittoria che ancora non è arrivata, ricordiamo. Sì, assolutamente, come ricordavamo appunto l'Olbia cerca ancora i primi 3 punti e, come giustamente dicevi tu, affronterà forse 2 sfide chiave della stagione. È vero che è presto ancora, però poi se non fai i punti oggi contro la Pistoiese, e non è mai facile nonostante la classifica, non felice anche appunto della squadra che oggi ospita l'Olbia, ma soprattutto poi ci sarà l'altro recupero contro la Lucchese, al momento fanalino di coda, quindi sicuramente l'Olbia è chiamata a una sfida importante contro squadre che al momento sono in zona salvezza appunto come lei, ma direi che l'uomo più atteso di oggi, a parte ovviamente i giovani in arrivo dal Cagliari, alcuni acquistati in estate dall'Olbia, è sicuramente Daniele Ragazzo, che nel recupero contro la Pergoletese è entrato nel secondo tempo, ha sbagliato un rigore, è vero, ma poi ha anche segnato sempre dal dischetto e ha regalato quei lampi di classe che lo hanno contraddistinto in questi anni di carriera dalla A fino alla Lega Pro. Ti chiedo anche un po' cosa ti aspetti da lui e quanto poi la sua esperienza potrà trascinare un reparto offensivo che è in sicura difficoltà in questo momento. Allora, questa è una domanda molto complicata, perché ovviamente ci aspettiamo tutti tanto da un ragazzo che anche in Serie A ha mostrato di avere dei numeri importanti, quindi in Serie C ci aspettiamo che possa prendere per mano la squadra. Certo, non possiamo aspettarci che faccia tutto da solo. Noi dobbiamo aspettarci, almeno io mi aspetto da ragazzo, che dia un tocco in più, metta il centesimo per completare l'euro, però tutto il resto, ogni elemento della squadra deve fare il suo. Poi, per quanto riguarda la fase offensiva, sicuramente ragazzo, immagino, potrà dare un tocco, potrà dare un aiuto notevole ai compagni di reparto, che in questo momento sta faticando non poco. Però non aspettiamoci che faccia tutto da solo, insomma.
Beh, assolutamente sì, anche perché nel calcio è difficile, no, che poi un giocatore sposti gli equilibri così tanti, specie in Lega Pro. Ti chiedo quanto può rischiare, come ultima domanda prima di salutarti, Max Canzi oggi, ma magari anche alla prossima. È vero che è comunque un uomo molto centrale, no, del progetto Cagliari, che ha deciso poi di mandarlo a Olbia per fare un progetto di crescita anche con i giovani che arrivano dalla primavera rossoblù, ma quanto secondo te la sua panchina può essere davvero in rischio in base ai risultati di oggi e poi contro la Lucchese? Allora, dal punto di vista professionale, cioè guardandolo dall'esterno e conoscendo un po' sia l'ambiente calcistico e sia l'ambiente anche di Olbia, rischia non poco. Secondo invece il mio gusto, secondo la mia visione, spero di no, spero di sbagliarmi e che non rischi, perché appunto oltre ad essere uomo centrale mi è sembrato uomo in grado di dare una certa quadratura a questo cerchio. Assolutamente sono d'accordo con te su quest'ultima analisi fatta. Anch'io credo che Max possa riuscire in qualche modo a riportare l'Olbia in posizioni più tranquille, più serene di questo girone A della Lega Pro. Claudio, ti lascio entrare allo stadio per seguire il live, appunto, l'Olbia contro la Pistoiese. Vi ricordo, potete trovare tutta la cronaca testuale della partita appunto sul nostro sito. Claudio, ci risentiamo poi a fine partita, ti saluto e ovviamente buona partita. Buona partita a te e buona partita a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ecco, dulcis in fundo, ci spostiamo di sport e andiamo a Sassari per capire un po' qual è stata la partita della Dinamo, che ha perso 187 contro Brindisi, ma lo chiediamo al nostro esperto ovviamente di basket, Lello Stelletti. Ciao Lello, buona giornata. Ciao, ciao a tutti. È un po' difficile seguire Claudio, con quel ciuffo io non mi sento molto all'altezza. Però Noi diciamo... l'abbiamo preso solo perché ci ricordava Zizzola, devo essere Ah, onesto. ok, una questione di somiglianza, ok, ho capito. Esatto. Che Dinamo è stata, Lello? È stata una Dinamo a due facce, come spesso è accaduto nelle ultime partite. Probabilmente i rientri in roster di giocatori infortunati, soprattutto Krujin e Treyer, insomma, si è fatto sentire più del previsto. È una partita dove nei primi due quarti si è sofferto molto, si è sofferto tanto a livello difensivo, ma soprattutto al rimbalzo, che è sicuramente il tasto dolente della partita di oggi. E nel terzo quarto si è cercato di rimetterla a posto, grazie anche e soprattutto a Barnell, che ha veramente guidato la rimonta della squadra. Poi però nel quarto periodo i valori sono di nuovo venuti fuori, e anche senza Willis, probabilmente il miglior giocatore di Brindisi, la squadra pugliese ha ripreso il controllo della partita e l'ha portata a casa. L'ha portata a casa con merito, ed è una Dinamo che deve guardarsi un attimino dentro, deve capire quali sono i veri valori di questa squadra, ma soprattutto bisogna anche cercare di avere finalmente il roster al completo. Senza il roster al completo sarà sempre difficile riuscire a squadrare prestazioni come quelle viste per esempio contro Tenerife o contro il Galatasaray. Quindi è il momento di guardarsi un po' dentro e capire che cosa si può fare con gli uomini a disposizione. Ecco, per chiudere, al di là, no, delle assenze, un po' quello che sembra mancare a questa Dinamo è una continuità anche a livello di identità, no, perché a volte ha delle fasi della gara in cui riesce a stare in partita e poi invece un po', gli sfuggono gli avversari, proprio dal punto di vista del risultato. Secondo te, al di là appunto delle assenze che giustamente ci sono, la Dinamo è ritornata anche sul mercato per, diciamo, mettere una pezza alle assenze date dagli infortuni, riesce, e quanto è lontana la squadra di coach Pozzecco da raggiungere questa identità, questa stabilità, questo equilibrio? Ma sai, l'identità comunque, a prescindere dagli infortuni, però si raggiunge anche quando tutti quanti ci si allena assieme. Cioè, se tutto il roster è a disposizione e ci si allena assieme, si riesce a sviluppare meglio gli automatismi, a capire che cosa vuole l'allenatore. Chiaro che l'infortunio di Pusica e quindi sostanzialmente la sua sostituzione con un nuovo giocatore che ancora non è esordito, Katic, ovviamente rallenta ulteriormente questi piani. Se poi ci mettiamo il Covid, ci mettiamo gli infortuni, quelli canonici che avvengono nel corso di una stagione, diciamo che questo piano viene ulteriormente ostacolato. Quello che può fare questa squadra in questo momento è cercare di prendere quanto di buono ha fatto sinora, partire dai suoi punti forti, partire da Marco Spissu e da Barnell e da un Benzius che oggi ha giocato male, ma sicuramente è uno dei migliori giocatori di questa squadra, e intorno a loro costruire. Per costruire questa identità di cui tu parli ci vuole lavoro, ma ci vuole anche il roster al completo.
Assolutamente sì, speriamo appunto che la Dinamo di coach Pozzecco abbia l'opportunità, come dicevi tu, di avere una continuità di allenamenti per riuscire a tornare comunque una squadra con un equilibrio stabile e soprattutto tornare a vincere. Va bene Lello, ci sentiremo più tardi, ti auguro un buon pranzo se ancora non hai pranzato, comunque un buon pomeriggio di questa domenica sportiva e a risentirci Grazie. presto. Grazie, buona partita. Prima di essere cacciati, saluto anche il nostro Francesco Areso in regia, che oggi non abbiamo mai citato, ma c'è anche lui. Prima di essere cacciati, Francesco, dal bordo campo dello stadio di Villa Massargia, vi ricordiamo che in serata dalle 17:30 saremo live su Facebook e su YouTube insieme agli amici di Future Lab, perché analizzeremo tutti quelli che sono i dati, le statistiche, le curiosità, i numeri, con clip video ovviamente come sempre, del Cagliari di Francesco. Un Cagliari che si prepara alla difficile sfida contro la Juventus, ma un Cagliari che nelle ultime 5 gare ne ha vinte 3, ha trovato una maggiore identità, un maggiore equilibrio, e quindi andremo ad analizzare sotto i raggi X di Future Lab, ma ovviamente nella nostra domenica di 131 avremo poi tutte le parole per quanto riguarda la Serie C, con l'Olbia di Max Canzi, vedremo un po' se riusciranno i ragazzi bianchi a risalire dal momento difficile, ma le parole anche dei protagonisti qui dal Comunale di Villa Massargia, con anche le pagelle per quanto riguarda la squadra del Carbonia. Quindi per adesso è solo un arrivederci, ci rivediamo alle 17:30 qui su 131, a presto.